Da Palermo a Caivano, la cronaca delle ultime settimane con giovanissimi protagonisti di stupri e violenze ha spinto il governo ad accelerare sul decreto legge contro la criminalità e il disagio tra i ragazzi. Tra i punti principali contenuti nella bozza del provvedimento che approderà domani in Consiglio dei Ministri, la possibilità di applicare l'avviso orale con convocazione del minore da parte del questore anche ai soggetti al di sotto dei 18 anni che abbiano compiuto il 14° anno di età. E se il soggetto al quale è stato notificato l'avviso risulta condannato anche con sentenza non definitiva per delitti contro la persona o il patrimonio, il questore può proporre al tribunale il divieto di utilizzare piattaforme o servizi informatici o telematici, nonché il divieto di possedere telefoni cellulari. E ancora, in caso di minore ammonito, nei confronti di chi era tenuto alla sua sorveglianza o agli obblighi educativi, è applicata la sanzione da 200 a 1000 euro. Nel caso poi di reati per i quali è prevista la pena non superiore nel massimo a 5 anni di reclusione, si legge nel testo il PM notifica al ragazzo e ai genitori l'istanza di definizione anticipata del procedimento a condizione che il giovane acceda ad un percorso di reinserimento e rieducazione per un periodo compreso da 1 a 6 mesi. Al termine di questo lasso di tempo il giudice valuta l'esito positivo del programma rieducativo, pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l'estinzione del reato. Ma se invece l'esito fosse negativo il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del procedimento penale. Infine, niente più multa da 30 euro, ma fino a 2 anni di carcere per i genitori i cui figli non frequentano la scuola. Chi spara, stupra e uccide anche se minorenne deve pagare, le parole del vice premier Matteo Salvini. Intanto sulla dilagante violenza tra i più giovani interviene anche il vescovo di Treviso, ospite in diretta nella nostra prima edizione. Quello che colpisce di più è che a livello di società, ha spiegato Monsignor Michele Tomasi, abbiamo reso possibili linguaggi, comportamenti, toni, parole di una violenza inaudita. Dove sembra possibile qualcosa che sta nell'indicibile addirittura, che eh, ci si possa mettere di fronte a delle persone come se fossero degli oggetti e anche come oggetti da disprezzare e da utilizzare. Questo non va, questa è una questione proprio di linguaggio, di rispetto della nostra umanità. Abbiamo permesso che un certo modo di comunicazione, che sia quello dei social, che sia quello dei mondi, anche temo della pornografia, diventino normali.